Dopo il successo della scorsa edizione si rinnova l'appuntamento con la Notte dei Saldi. Domani sera, primo giorno ufficiale di inizio degli sconti in Sicilia, il cuore del centro storico di Agrigento sarà animato da momenti musicali, degustativi, di intrattenimento, mostre e spettacolo per consentire alla cittadinanza un piacevole shopping notturno fino alla mezzanotte. In favore di tutte quelle persone che trovano nel momento dello shopping anche la volontà e la voglia di venire a visitare un centro storico molto bello che ti offre la possibilità di vedere delle mostre, di visitare il Collegio dei Filippini, di visitare il Collegio di Santo Spirito, quindi la possibilità da un lato di passeggiare e trascorrere delle ore in serenità con amici e parenti, ma dall'altro lato sicuramente quello di approfittare dell'inizio dei saldi e dei saldi che quest'anno hanno un particolare significato visto diciamo, i consumi ridotti nel periodo di prezzo pieno. L'iniziativa, promossa dal Centro Commerciale Naturale di Atene e dintorni, patrocinata dal Comune che per l'occasione consentirà la visita notturna a 3 gioielli del nostro patrimonio artistico, il Palazzo dei Filippini, il Teatro Pirandello ed il Monastero di Santo Spirito, è stata realizzata in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle dei Templi e con il Distretto Turistico Valle dei Templi. Il Consorzio Turistico Valle dei Templi sta collaborando a questa serata segnalando ai propri ospiti, agli ospiti diciamo, presenti nelle strutture alberghiere del Consorzio di partecipare a questa serata e anche vista la bella esperienza dell'anno scorso passeranno una serata piacevole perché già l'anno scorso abbiamo avuto i clienti contenti che tornavano e tornavano pure con un bel po' di acquisti. Un'iniziativa estesa anche ad una programmazione futura che investirà anche i flussi turistici? Sì, il turista quando viaggia è chiaro che ha tra gli obiettivi quello di conoscere il territorio e ove possibile spendere anche i soldi. L'opportunità dei saldi, la notte dei saldi, così come altri eventi si possono realizzare in questo centro storico, questo centro commerciale naturale, è un'opportunità molto interessante per la città, per la destinazione, per il turismo diciamo, di prossimità, ma anche per i flussi turistici in genere. Ecco perché noi siamo qua, perché il centro commerciale naturale, in quanto soci del distretto turistico, hanno valutato l'opportunità di programmare insieme anche altre iniziative oltre a questo, perché si possa agganciare la fetta di mercato legata al turismo per cercare di recuperare il più possibile risorse. Per l'occasione rimarranno aperte anche le fabbriche chiaramontane di Piazza San Francesco e le officine delle arti di Via Celauro.